Marco Zambuto, qual è stata l'arma vincente di questo successo elettorale? Ma è stato quello di confrontarmi ogni giorno con la città, soprattutto con tutti gli uomini liberi di Agrigento, e questo grande voto popolare ha dimostrato che gli agrigentini, la città di Agrigento, è contro le ammucchiate organizzate dall'onorevole Alfano, che cercava nella città di Agrigento di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, ma gli agrigentini gli hanno dato una risposta assolutamente chiara e significativa. Riprenderemo dai problemi veri e soprattutto a continuare ad ascoltare le persone ogni giorno, come abbiamo fatto in questi 5 anni. Io sono veramente commosso di questo grande voto popolare della città di Agrigento, che vi devo dire mi ripaga di tante amarezze, soprattutto dei tanti veleni che hanno messo in giro in questa città. Ma la città ha dato un grande voto e una grande risposta e io ne sono veramente fiero. Io colgo l'occasione per ringraziare l'UDC con Giampiero D'Alia, con tutti i candidati al Consiglio Comunale, con Lillo Firetto. Voglio ringraziare il Patto per il Territorio con tutti i candidati al Consiglio Comunale. Con il mio amico fraterno Riccardo Gallo abbiamo fatto una grande battaglia di libertà in questa città e la città ci ha premiato.